Ecco a Mazzarino, info 0934 38 32. Vediamo se ci siamo, sì ci siamo, quindi Michele come si chiama? Bravo Carmelo. Fantastico. Questa bellissima piazza a Mazzarino, qui fuori dal recinto, vuole mostrare le grandi opere dei nostri piccoli artigiani, diciamo, chiamiamo. Da via va, adesso per ora che ci siamo. Non solo investe, però siete presi, le potete anche dopo. Non sei in festa, ma non sei in festa, ma sei in festa spacchiuto. Angelo Marotta che non c'entra niente con l'assessore Marotta. Assolutamente no, però l'ho conosciuto e forse ci sarà una parentela. Ma come mai porti il nome tu di un assessore, scusa, con questi capelli così? Perché io sarò il futuro sindaco. Siamo pronti, ciao Massimo! Ciao! Noi siamo di fuori dal recinto, come ti senti qui a Mazzarino oggi? Molto bene, grazie. Che si dice? E intanto... Speriamo che non piova. No, il tempo ci aiuterà. Intanto, momento particolare, abbiamo Massimo. Benvenuto a Salvatore Bonafede. Fuori dal recinto. Fuori dal recinto. Ma Damiano, scusaci, ma ti chiami? Jennifer Milan. Jennifer, che fai? Piacere Salvatore. Come mai? Questi fuori dal recinto sono un po' sminchiatelli. Pazienza, sono un po' sminchiatelli. Poi Damiano che ci sostituirà per un po' di tempo, ci risentiremo dopo. Grazie Dami, ciao. È bello quando uno non lo sa e ti prendono così alla sprovvista e io Salvo manderei un brano mentre noi qua organizziamo la logistica per quanto riguarda la postazione di Radio Onda 2 e diciamo che ci sarà la trasmissione di Paolo fino alle 8, dopodiché dalle 8 alle 9 ci sarà qui sempre nella postazione di Radio Onda 2 il caffè letterario e poi dalle 21 alle 23:30 prima di Massimo Spada Onda 2 live con me, con Michelangelo Margiotta, Enzo Strazzanti, Giuliano Anzaldi, insomma tutti quanti per passare questa serata, questa notte bianca a Mazzarino e io darei la linea al prossimo brano, ci sentiamo dopo. Ciao! Ciao ragazzi! Per esporre le mie opere. Da quanto tempo fai il fotografo? Da 5 anni, proprio la passione è Che è nata costantemente. E ho fatto una selezione di 70 foto su almeno 5.000 foto. Credo di aver esposto il meglio del peggio. Okay. L'ultima cosa che volevo dire? Su questa notte bianca. Speriamo che non piova, basta, tutto quello. Perché il tempo non promette, anche se ora c'è il sole. Speriamo che tutto va bene e che sia una notte bella di felicità. Basta, tutto qua. Bellissima veramente. Bellissima veramente. Salutaci! Ah, ti stai registrando? Ciao bellissimi bastardi! Ehi, ciao! Abbiamo qui Luigi Misterzoso nella splendida esposizione delle tue arti. Luigi, raccontaci un po' di questa passione. Scusa. Niente, la passione è nata forse mia moglie dice, un giorno mi ha detto vorrei un orologio particolare, sapendo che io sono creativo nelle mie cose e poi mi sono messo a pensare. Vedi pure dipinti, fai lavori in legno, Mosaico. Quindi è nato, diciamo, sono dei pezzi di marmo, marmo, quarzo, una qualsiasi cosa, però normalmente uso quarzo, una qualsiasi. È la prima volta che tu esponi dove hai esposto prima? A Palazzo Alberto. Ma buona cosa perché non mi ci sono messo pochi anni a farmi vedere in giro, fuori dal paese, diciamo. Ti ringraziamo, un saluto per fuori dal recinto. Si saluti? Sì, molte grazie per avermi intervistato. Okay?
tempo di finire. Però per Attenzione alla sigla. quando è il prossimo film? Sai che ti vogliono di nuovo filmare il grande sole? A breve sul set di... Sul set di? Ancora il titolo non lo possiamo rivelare. Non lo possiamo svelare? Il titolo no. Non vorrei lasciarti mai, ma io spero capirai che ci ho paura anch'io. Ti chiedo Angelo Maggiotta alla regia, Giuliano Anzaldi è qui, e tra pochissimo aspettiamo anche Enzo Strazzanti, non si sente, e c'è Giancarlo che lo